il cantone svizzero dal cuore italiano. Dopo il Ticino, il Vallese, che confina a sud con Piemonte e Val d'Aosta, è la regione elvetica più affine al nostro paese. Una visita al Vallese, attraversato dal Rodano con vigneti fino a oltre 1000 metri ai piedi di montagne innevate, deve iniziare da Sion, che ne è l'elegante capoluogo. Un vivace centro urbano che affonda le proprie radici in età romana col nome di Sedunum. Qui l'esercito di Cesare passò per dirigersi in Gallia e beneficiò delle acque termali della zona. Proprio a Sion ci sono ancora resti significativi di un grande centro termale dove Giulio Cesare e i suoi milites vennero a rilassarsi. In queste terme sotterranee ancora oggi si possono distinguere i vari ambienti per l'acqua calda, fredda e tiepida. Il cuore di Sion è però medievale, col duecentesco castello di Tourbillon, che vigila da lontano, e con la torre delle streghe, lugubre ricordo di barbare torture contro le donne e gli eretici. Uno dei riferimenti di questa torre delle streghe è il tetto, che nella forma ricorda appunto il tipico cappello di una strega. Per finire, una visita al mercato delle primizie. E un brindisi, con bollicine locali o con una deliziosa birra artigianale.